90 di Piave, un caldo pomeriggio primaverile, ospita le finali Under 18 maschili e femminili. Tra qualche istante in campo per il titolo regionale femminile Susanna Imoco Volley San Donà e Bruel Volley Bassano, una finale davvero tutta da seguire. E subito dopo il big match maschile, la finale delle finali, il classico del Veneto, Volley Treviso e Chione Padova, per decretare il titolo regionale 2018 su FIPAB Veneto TV. A dopo con le voci dei protagonisti. Pubblico del Palasport Fontebasso, buonasera, siamo pronti per la finale regionale Under 18 femminile tra le ragazze della Costruzioni, Susanna Imoco Volley San Donà, Bruel Volley Bassano. Stiamo giocando il nostro meglio. Quando si mette in difficoltà, come cosa abbiamo fatto per venirne fuori? La parallela con palla staccata e lì deve essere bravo e quando la palla è staccata a non restare in centro del campo verso la parallela. Tranquilla perché non passa sopra, ma si dopo la palla è forte con il centrale, se tu hai scarica qua, metti una bomba. Loro sanno benissimo. Teniamo duro, loro sprecano poco, pronti a arrivare fuori, pronti ad andare sullo spazio coperto. Tutto chiaro?
vittoria all'ultimo minuto, quali sono le impressioni a caldo e quanta soddisfazione c'è in questa partita? Allora, è stata una partita inaspettata, nel senso vincevamo noi, vincevano loro, vincevamo noi, vincevano loro, quindi c'era tanta pressione. E sono stati dei momenti in cui ci siamo un po' calmate, quindi le abbiamo lasciate risalire. Loro hanno giocato un'ottima partita, però cioè, in questi momenti bisogna vedere l'ultimo. Quindi. Complimenti. Una partita all'ultimo sangue, all'ultimo minuto, quanto amaro in bocca vi lascia questa partita e quali sono le prospettive per i campionati nazionali? Ci lascia un po' d'amaro, ma siamo molto contenti di come abbiamo giocato, non ce l'aspettavamo per niente. Alle finali nazionali andiamo tranquille, l'obiettivo principale è stato raggiunto ed era andare alle finali e adesso diamo il massimo per raggiungere le vere finali. Grazie. E allora ancora una buona serata, questa è la finale maschile regionale Under 18 con i ragazzi del Volley Treviso, i ragazzi della QN Padova. Tira sulla diagonale stretta, Paolo, ci scherziamo, andiamo, Su Poli in seconda è difficile che diano la palla a Ceolini in zona 4, gliela solo se non possono fare altri, quindi partenza va bene stretta, facciamo un'assistenza in più.
Paolo Porro, una battaglia fino all'ultimo punto. Sì, una battaglia, li avevamo già incontrati, è andata un po' meglio, però si sono fatti le ossa e era stata una partita molto più complicata, però siamo contenti, dai. È rimonta nostra all'inizio, ma anche rimonta loro gli altri set, bene così, dai. Adesso vi ritrovate alle finali, in Puglia. Sì, non so se contro di loro o meno, ma andiamo 2 giorni dopo e questo è un bene. Alessandro Salmaso, una rimonta che non è stata completata. Sì, peccato, siamo partiti male, abbiamo avuto difficoltà a fermare il loro posto, poi man mano che è andata avanti la gara siamo riusciti a prendergli le misure a muro in difesa. Peccato nel finale, ci è mancato un po' di cinismo che forse loro hanno avuto in più di noi, e speriamo di rincontrarli per dare un'altra battaglia e portarla a casa. L'applauso per Susanna Imoco Volley Sangonà.